Amici bellini, che si fa? Lo so, lo so. Siete delusi, volevate vedere un'altra partita, un altro Napoli. Faccio vedere un'altra città, giusto per... È bello però. Dobbiamo parlare, dobbiamo fare l'analisi tattica, veramente. Cominciamo. Allora, amici bellini, prima di tutto è notte, quindi voi mi state svegliando, probabilmente tutto a posto. Black Hollywood, una cosa del genere. Benvenuto, amico nuovo che ti sei iscritto, bentornati a tutti quanti, a tutti quelli avviliti, quelli positivi, quelli negativi, anche ai tifosi del Milan che sicuramente si sono venuti a trovare sulla reaction. Ho avuto poco tempo per guardare i vostri commenti, ovviamente sono andato a lavorare, come avete visto la testimonianza video. Lasciatemi un like di amicizia se provate amicizia nei miei confronti, anche se virtuale. Prima o poi ci incontreremo, prima o poi ci sarà un raduno, ci sarà una cosa bella. Chi può venire a New York mi venga a trovare. Poi sarà mio impegno, quando posso tornare a Napoli, di fare un raduno per tutti voi, perché comunque la community merita e io voglio conoscervi uno a uno. E a uno vi chiedo di scindere, cioè nelle analisi, nel commento di questa partita, vi chiedo di scindere vari aspetti. Perché se voi andate a vedere poi le opinioni un pochino generali, non solo dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori, e mi voglio rivolgere assai agli addetti ai lavori in questo caso, si vedono le pagelle più disparate, cioè si vede gente che mette un 6,5 e l'altra pagella invece spunta un 4, un'insufficienza, altri che invece... Allora dici sono due addetti ai lavori, senza fare nomi, senza fare niente, perché non mi interessa, non focalizzatevi su questo, però focalizzatevi sul fatto che le partite si possono vedere in maniera diversa e non è detto che questo giornalista sia più bravo dell'altro, l'abbia vista meglio, così voi potete avere la vostra opinione e può essere valida più degli addetti ai lavori che ascoltate in TV e molto più di me sicuramente, che io ho solo delle intuizioni e le mie intuizioni possono essere sbagliate tranquillamente. Quindi mettiamo questa premessa in atto, che quello che vi dico potrebbe anche non risultarvi per forza la verità, o almeno essere d'accordo con noi. Facendo un ambrabam vi faccio vedere, vedi, Osimhen non si vede, allora perché poi dopo noi affronteremo, oggi ce ne andiamo anche live se ci riesco, perché sarebbe interessante anche fare il doppio video per le parole di Spalletti, quanto ma, cioè capitemi bene, vorrei non andare a braccio, vorrei essere preciso, ma c'ho tante di quelle cose in testa, idee così, che secondo me le dobbiamo sviluppare dal vivo in live streaming, in modo tale che grazie alle vostre domande, grazie alle vostre i vostri input, io posso rispondere a tutti e posso coprire tutti gli argomenti, perché vorrei parlare di tattica, come vedete, no? La tattica, guarda è bella la tattica. Vorrei parlare anche delle parole di Spalletti, perché dice A e fa B, poi gli chiedono C e lui risponde D, e purtroppo siamo alla resa dei conti, i paragoni con il passato, con Gattuso, mettere la società in mezzo, i giocatori che devono dimostrare di più. Credetemi quando vi dico che è tutto giusto, che è inutile cercare un solo capro espiatorio, che praticamente tu dici è così, è Mario, per esempio, ce n'è un amico bellino che ogni tanto commenta: Mario Rui al rogo, sei la rovina di questa città. Secondo voi, senza Mario Rui, con uno qualsiasi, con Hernandez o con quello che arriverà, con Oliveira, secondo voi noi risolviamo tutti i problemi? Resto con i miei dubbi, perché poi se vai a vedere questa partita, Mario Rui qualche sbavatura, ma forse uno dei... ho fatto un esempio di quelli che noi ci accaniamo più degli altri. Io quello che vi devo far vedere è questa distanza, perché non posso accettare che Osimhen sia così isolato da solo.
e non è un 4-2-3-1 più da parecchie giornate. Da parecchie giornate io Zielinski lo vedo qua, lo vedo molto abbassato e nessuno aiuta. Io l'ho chiesta la pallata per Osimhen, che era, se vi ricordate a inizio stagione, un'ulteriore chiave tattica che si può fare. Il Napoli parte con il palleggio, se non ti permettono il palleggio e se praticamente ti vengono a prendere alti e quindi ti soffocano il palleggio, si espongono alla profondità di Osimhen e tu puoi avere la soluzione alternativa. Se tu invece proponi solamente questo, a Osimhen lo raddoppiano in due, Kalulu e Tomori eccetera eccetera, Osimhen si danna, si batte come un dannato, poi non sarà il Ronaldo il fenomeno, probabilmente non lo sarà mai, ma si danna come un dannato, si batte come un forsennato, ma quando sta solo lui qua e nessuno ha seguito, nessuno che lo accompagnava, ma che deve fare questo Cristiano? Che cosa dovrebbe fare da solo questo Cristiano? E io questo sto vedendo, quindi le domande a Spalletti, carissimi addetti ai lavori, perché poi io ci metto che sono le colpe della società, non abbiamo fatto mercato, tutto quello che volete voi. Questa era la squadra però al completo, qualcuno che tornava dagli infortuni, lo Zana chissà, ma questa era la squadra al completo. Questa era la squadra al completo con la settimana tipo contro il Milan, che ha giocato il derby contro l'Inter martedì di Coppa Italia, quindi dovevamo stare freschi noi. Non è possibile non creare niente. XG bassissimi, 0,33, 0,38 contro l'1,30 del Milan, una cosa del genere, ma veramente lascia il tempo che trova. Non abbiamo proposto nulla. L'inizio della partita, l'approccio mi è anche piaciuto, si è cominciato a scindiamo nella scissione delle varie opinioni, scindiamo anche il discorso arbitrale, scindiamolo, perché io non ammetto, poi i tifosi del Milan possono anche recriminare sul contatto Bennacer Koulibaly, a me non da tifoso del Napoli, per me quello non è mai di rigore. Sono d'accordo con Spalletti, per me quello non è rigore, perché Koulibaly si ferma e alza le braccia e quello gli va addosso. Questa è stata anche l'opinione di Paramount Plus della CBS in America, che non sono certo né tifosi del Napoli né tifosi del Milan. E sul contatto Tomori Osimhen hanno detto è rigore e manca il rigore a Napoli, ma noi scendiamo. Scendiamo, perché è chiaro che con i se dacci il rigore e poi se ne parla, ho capito, ma avviene così presto che il Napoli ha ancora una partita e mezza, no, non una partita e mezza, ma almeno 3/4 di partita per metterla a posto. Insomma, la girata di Rachmani alta, va bene, i due rigori di cui abbiamo parlato, Messias di testa, miracolo di Ospina, ma forse c'era un fallo e quindi non conta, un tiro di Osimhen al lato, sempre che lui si cerca un po' di spazio, assist di Di Lorenzo, Leao che si libera di Lorenzo proprio e tira da lontano, facile per Ospina. E questo è il primo tempo, pochissima roba. Poi arriva il gol di Giroud, che rivedendo è Koulibaly che non mantiene la linea e quindi lo lascia. È anche un gol fortunoso, se vogliamo, perché quello sbaglia il tiro, Giroud è bravo, cioè il gol è fortunoso perché gli capita proprio la palla così, non è un assist, però è bravo Giroud, distinto ad allargare il piede e a renderlo anche imparabile, e bravi loro. Dopo il gol, che però avviene al 49esimo, stai vedendo che il Napoli non ha quell'approccio, non ha più né il controllo della partita, né sta difendendo esageratamente, né il Milan sta facendo cose incredibili, perché a me questo che poi preme anche dirvi questo, il Milan si è presentato come io vi avevo presentato la partita, con che sì trequartista, quindi anche loro con un centrocampo più folto. Allora tu stai a San Paolo, il carattere, Spalletti ha detto che questa squadra ce l'ha. Che cosa manca per prendere un pochino in mano il gioco e dettare legge contro il Milan, che non mi è sembrato esageratissimo, e anche Pioli ha detto non difendiamo benissimo. Segna Giroud, benissimo, subito devi mettere a Mertens, devi mettere a Elmas, devi mettere a le forze misteriose che ci hai parlato, quando le vuoi mettere? Allora io per forza devo tirare in ballo l'allenatore in questo caso, perché se queste distanze vengono confermate e il Napoli non migliora, perché poi c'è un tiro di Osimhen centrale, fa uno scambio e arriva al tiro, poi c'è una parata di Ospina bella proprio su Bennacer
il tiro di un ass fuori, ma già siamo dopo. Tiro di un ass fuori, Lozano fuori, poca roba, un tiro di Ossi parato, poi c'è grande parata di Ospina su Teo e grande parata di Ospina su Salemaker, ma i cambi arrivano al 67esimo, i primi cambi. E che cosa succede? Metti Elmas al posto di Insigne, metti un ass al posto di Politano. Non hai cambiato nulla, non hai cambiato nulla a livello di impianto di gioco, hai semplicemente cambiato i due giocatori che hanno giocato malissimo, perché poi nelle analisi delle prestazioni individuali vogliamo dare la colpa a Spalletti, ma da Insigne ci aspettiamo qualcosa in più, da Politano ci aspettiamo qualcosa in più, da Zielinski ci aspettiamo qualcosa in più e da Fabian ci aspettiamo qualcosa in più. Non li abbiamo visti. Si salva Lobotka, che comunque ha cercato di fare un po' di regia. Di Lorenzo con grande sacrificio ha cercato anche di spingere, gli manca la qualità per essere poi determinante nell'ultimo passaggio. In difesa poi soffre la coppia Hernandez-Leao, l'hanno sofferto perché Leao era un pericolo pubblico. Rachmani così e così, Koulibaly, alla fine entrambi prendono un cartellino giallo evitabile subito e quindi la loro partita diventa di meno spessore perché non possono più fare falli eccetera eccetera. E anche Mario Rui si provava un pochino così, ma mancavano proprio le catene, cosa che invece ho visto nel Milan a sinistra e lo dobbiamo dire. Entra Elmas, entra un ass, non cambia nulla. Zielinski resta in campo e viene spostato a centrocampo, già stava a centrocampo, quando entra Mertens. Quindi si sposta Zielinski di qua, ma siamo al 75esimo. È troppo poco, è troppo poco. Così la partita non la riesci a cambiare e non possiamo aspettare sempre il coniglio che esce dal cilindro e quindi lasci Zielinski perché magari hai pensato l'altra volta me l'ha risolta Fabian, però dobbiamo essere onesti, io ve l'ho detto che con la Lazio meritava qualcosa in più, non dico la vittoria ma almeno il pareggio, che il Napoli ci ha esaltato, ci siamo illusi, abbiamo filosofeggiato sul carattere, ma io voglio domande di tattica, io voglio capire perché non si è giocato con un sottopunta che andava a prendere il loro centrocampista che si abbassava tra i due difensori. A me questo deve interessare, perché poi ve lo voglio fare il video sulle parole di Spalletti, ma se poi in conferenza 2 domande di Ugolini, lui si alza e se ne va, ci stiamo abituando male e gli chiediamo sempre del Vesuvio e dell'entusiasmo e delle motivazioni. Parliamo un po' di campo, perché è sul campo che il Napoli non tira più, non stiamo creando più nulla e ci serve un miracolo. Mertens, poi non mi fate parlare di Mertens perché poi dice sei ossessionato con Mertens. Mertens fa una serpentina e stava andando in porta da solo in 5 minuti. Un ass ha fatto meglio di Politano in quei pochi minuti che ha giocato. Insigne, Elmas 0, Zielinski 0, Lozano, quando entra Lozano ovviamente si sposta qua ed Elmas retrocede. Poi entrerà Anghissà e non cambia niente. Insomma, dei cambi semplicemente di giocatori, ma non è cambiato poi il piano gara, non ho visto, insomma, io non vi ho detto proprio niente di tutto quello che ho in testa, perché sono deluso, sono avvilito, sono amareggiato, non per lo scudetto, siamo chiari, non è lo scudetto, perché io lo scudetto un pochino l'ho accarezzata l'idea, devo essere onesto e faccio mea culpa perché probabilmente dovevo proteggervi anche da questa delusione, dovevo pompierare di più, però vista la pochezza del campionato italiano, visto che anche l'Inter si era impiantata e poi adesso si sono ripresi con questi 5 gol ma alla Salernitana, quindi, però l'Inter deve recuperare col Bologna, il Milan ha dimostrato di avere delle individualità più performanti, Leao è più performante di Insigne, perché, sentitemi bene solamente questa cosa, al di là delle questioni dei giocatori singoli, se tu hai Leao che punta alla porta, che ha velocità, fisicità e personalità, tu puoi permetterti anche un Kessie trequartista e quindi sei più coperto, ma perché Giro non è isolato. Messias e Leao tenevano perché poi non ha messo Saelemaekers che è più difensivo, ha messo Messias, quindi l'idea di Pioli ci stava tutta. Che sì, ti copre un pochino più il centrocampo, ti scherma Anghissà, Fabiano, Lobotka eccetera eccetera, però ce li hai gli esterni che vanno e possono accompagnare con Giroud, che poi l'abbiano fatto bene o male, ma l'idea c'era. Noi abbiamo tenuto Zielinski comunque basso, non abbiamo trovato spazi tra le linee e i nostri esterni, né Insigne né Politano, non sono performanti in questo momento. Il nostro Mario Rui ha giocato male, ha giocato bene,
non mi sento di 5,5, 6 meno. Teo Hernandez va, Di Lorenzo va, è andato, ma poi alla fine non inquadra la porta, non fa l'ultimo passaggio. Ce la vogliamo prendere con Di Lorenzo? No. In questo caso me la voglio prendere con Spalletti. Se Di Lorenzo non può essere brillante è colpa di Spalletti, che quando Malquit era a disposizione una partita gliela devi far saltare e devi farlo riposare. La settimana tipo siamo meglio uscire dalle coppe, così ci concentriamo sul campionato. Lo avete imparato questo ritornello? Non funziona così con il Napoli, non funziona così. Hai la settimana tipo e comunque sembri spompato, sembri al limite delle cose mentali, eccetera, eccetera. K2, vogliamo parlare di K2? K2 torna dalla Coppa d'Africa, lo sapevamo già che non è più il K2 di prima. Rachmani è il prossimo, Rachmani sta mantenendo un ottimo livello generale di prestazioni. Rachmani è il prossimo che deve riposare, ve lo dico prima, non dopo quando sbaglia la partita, ve lo sto dicendo prima. Dove sta? Fabian? Spalletti ci parla di pubalgia. Devi toglierlo, devi mettere a Demme. Ti sei dimenticato Demme. E quindi quando ti sei dimenticato Demme, quando ha giocato ci ha messo tempo per rientrare in forma partita. Non farlo giocare a Fabian se sta così, perché ha giocato male con la Lazio. Poi ha fatto il grande gol. Ha giocato male con la Lazio e ha giocato male con il Milan. Devi far giocare a Demme. Devi far giocare Elmas, che ha giocato bene con la Lazio. Anghissà non è ancora pronto. Ok, Lozano non è ancora pronto. Ok, Unas è pronto. Giocatelo Unas. Giocati tra uno e Politano, tra Insigne e Politano, metti Unas al 45. Spalletti, con tutta l'onestà, non è Spalletti out, perché poi facciamo la fine di Gattuso out e poi vediamo alla fine quanti punti fanno l'uno e l'altro. Questo campionato è mediocre, noi la possibilità ce l'avevamo. Non pensiamo allo scudetto, non ci pensiamo noi tifosi, perché ci illudiamo e rimaniamo delusi. Però voglio vedere dai giocatori la reazione, perché abbiamo delle partite toste. E se noi veramente, God forbid, Dio ce ne scansi e liberi, che abbiamo una ripercussione mentale, dice oh scudetto è andato, che ce ne fotte, vabbè abbiamo un po' di vantaggio, noi rischiamo brutto, perché di tutto dipende dall'Atalanta, e ve l'ho detto mesi e mesi fa, è l'Atalanta che se la deve giocare con il Napoli, perché la Juventus, che gioca malissimo, forse la squadra che gioca peggio di tutto il campionato italiano, ha preso Vlahovic, ha sistemato a botte di 1-0, 1-0, 1-1, hanno recuperato punti su punti e stanno lì. Quindi, che si voglia o che non si voglia, che piaccia o non piaccia, la Juventus, quel terzo posto, che può diventare un secondo se una delle milanesi si impianta di nuovo, perché non sono così straordinarie, sono più forti di noi, ma non sono così straordinarie che ammazzano il campionato. La Juventus sta là, l'Atalanta e la Roma. La Roma è spuntata all'improvviso. L'Atalanta ha una partita in meno, quindi attenzione all'Atalanta. Ci sarà lo scontro diretto. Il Napoli deve mettere il coltello dai denti e deve dimostrare il carattere che Spalletti dice rompete i coglioni a questa squadra, il carattere ce l'ha. Dimostriamo il carattere che non ho visto esagerato ieri. E dimostriamo anche un po' di gioco. Dimostriamo fasi di gioco, piano gara. Dimostriamo fantasia. E se non vuoi far giocare a Mertens, se non vuoi far giocare a Elmas, se ti vuoi fidare di questi 11 che stai facendo, che quando ce li hai fai giocare sempre loro, ci devi mettere tu del tuo, con trame di gioco, con idee, e devi dire agli esterni di accompagnare Osimhen, altrimenti aspettiamo la giocata del singolo e dipende poi dallo stato di forma o dal mazzo. Da New York, Valerio Fluido, credetemi, non è tutto perché ne dobbiamo parlare live. Sono andato a braccio, lo so, ma perché tengo tante cose, devo andare anche a dormire. Ne parliamo live perché sono convinto che voi mi darete ulteriori spunti e l'analisi si arricchisce. Le parole di Spalletti non lo so se le voglio commentare, perché rischio di dire delle cose che poi magari, e se poi te ne penti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.